Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 TV e ben ritrovati alla quinta puntata degli Occasionali, il nuovo podcast targato CN24 TV dove non si parla di calcio. Come sempre vi ricordo l'appuntamento in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, poi potete ritrovare tutto come sempre in streaming e in on demand sulla nostra pagina di YouTube Calcio Napoli 24. Come vedete quest'oggi, qui lo vedete, c'è una bottiglia di vino, ci sono dei calici. Non perché io e il buon Vincenzo Testa, che tra l'altro saluto, ciao Vincenzo, buongiorno a te. Ciao a tutti. Vi dicevo, non perché io e Vincenzo oggi facciamo una cena a lume di candela, assolutamente no, seppur magari prima o poi la facciamo questa cena a lume di candela, caro Vincenzo, ma perché quest'oggi ci addentriamo proprio sul mondo del vino e più in generale dell'enogastronomia, il tutto avvalendoci della presenza di Maria Paola Sorrentino. Ciao Maria Paola, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, Applausi finti reali. Sempre noi facciamo questa gag degli applausi finti reali ad ogni ospite. Dei vini Sorrentino, perché noi abbiamo scoperto che insomma tra le varie eccellenze campane non si può non parlare del vino, e in questo caso in particolare del Lacrima Christi che voi producete, giusto? Proprio lì ai vini Sorrentino. Esatto. Ci spieghi un pochino di che cosa vi occupate, perché voi siete a Bosco Trecase. Sì, siamo a Bosco Trecase, in un piccolo paesino a nord del Vesuvio. E niente, insomma, io sono molto contenta di questa opportunità, anche perché per me parlare di vino è sempre come parlare insomma del mio quotidiano. La mia famiglia ha iniziato a produrre vino da 3 generazioni, quindi abbiamo una storia molto antica, soprattutto in un territorio che è favoloso, che è il Vesuvio e il Parco Nazionale, quindi in zona protetta dal 1995. Produciamo vino biologico ovviamente insomma da 5 generazioni, perché considerando i miei antenati che hanno iniziato molto prima, ma l'agricoltura sul Vesuvio è sempre stata un motivo di sopravvivenza, quindi ecco, insomma, si produceva l'uva, i prodotti chiaramente della terra per sopravvivere, quindi per venderli al mercato locale. Prima del 95 era anche zona di caccia, infatti molti dei nostri anche casali che sono all'interno della nostra tenuta appartenevano proprio a dei cacciatori. Oggi sono dimore di accoglienza che riserviamo ai nostri ospiti, nella nostra grande idea di ospitalità che ovviamente insomma ci... Quanto è grande la tenuta? Siamo Parco Nazionale 40 ettari. Alla faccia, Sì, da dire. è come se fosse un grande anfiteatro all'interno appunto diciamo di questo piccolo comune, localizzato tra i 300 e i 650 metri sul livello del mare, quindi è come se fosse una grande scala e su ogni gradino, frutto delle diverse eruzioni del Vesuvio, si producono vini differenti, a partire sempre proprio dai vitigni autoctoni del Vesuvio, quindi parliamo di Caprettone, di Piedirosso, di Aglianico, di Catalanesca, di Greco e di Falanghina. Quindi abbiamo un piccolo scrigno di biodiversità all'interno della nostra tenuta, dove non solo convivono i nostri vitigni autoctoni, ma ovviamente anche i prodotti dell'agricoltura classica vesuviana. Ecco, insomma, se venisse adesso in tenuta troverete l'albicocco in fiore. Stiamo facendo proprio adesso. Lo prendo come un invito, quindi questo è aveva questo tutta l'idea di essere un ci invito. vedrai molto presto tutto il carrozzone di Calcio Napoli 24 oppure lì. il pomodoro del Piendolo, che ovviamente insomma è un pomodoro, è un prodotto che ci invidia tutto il mondo, che coltiviamo proprio all'interno della tenuta, al di sotto delle viti centenarie di Piedirosso. Si respira storia praticamente da quello che mi stai dicendo. Tra poco entriamo anche nel dettaglio. Io lo so che tu non vedi l'ora anche di fare degustazione, di capire tutto, caro Vincenzo. Oggi ti prendo un po' più in giro io, vedi? Oggi ti bullizzo io. Doveva arrivare il tuo momento. Doveva arrivare il tuo momento. Dopo alla quinta puntata, doveva arrivare il tuo momento. Mi tolgo i sassolini dalle scarpe. Prima curiosità che hai, se si parla di vino. No, visto che noi abbiamo molte varietà in Campania, le stavi nominando un numero sempre più grande, cioè quando finiscono? Come mai secondo te proprio in Campania abbiamo così tante varietà? Ma la Campania è una regione bellissima, ricca veramente appunto di biodiversità, e dal punto di vista ampelografico rappresentiamo la regione più ricca in assoluto in Italia, quindi abbiamo circa 100 varietà autoctone. È un primato praticamente. Assolutamente sì, è un primato assoluto che in realtà racconta proprio insomma
la caratteristica che contraddistingue ogni territorio della nostra regione e soprattutto la varietà di queste insomma vitigni è anche legata proprio alla storia e alla tradizione di ogni provincia della nostra regione, che quindi in ogni provincia noi troviamo anche proprio delle caratteristiche pedoclimatiche completamente differenti, quindi insomma per esempio il Vesuvio è caratterizzato da questo terreno vulcanico, minerale sabbioso, tant'è che si parla di viti a piede franco in questo territorio, quindi viti che non hanno subito per niente nel 1868 la famosa malattia che è la fillossera, quindi sono tutti viti che rappresentano ovviamente proprio l'originalità del terreno vulcanico, ma così ovviamente anche per le altre province della nostra regione. Periodo caldo in tutti i sensi in questo momento, anche perché soprattutto lavorativamente poi voi vi avvicinate a quello che poi è il periodo, immagino, di vendemmia e altri. In questo periodo come state lavorando lì? Beh, in realtà noi insomma la nostra azienda è un'azienda che è in continua fermentazione, quindi ogni periodo dell'anno è caratterizzato da attività continue sia in vigna, che vengono svolte per lo più a mano, e ovviamente in cantina, e soprattutto anche proprio in tenuta con tutte le attività che organizziamo, come appunto degustazioni, cene in vigna, passeggiate a cavallo, lezioni di cucina. Abbiamo ovviamente anche la piscina, quindi abbiamo degli ospiti che vengono a refrigerarsi, e non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista del palato, con i nostri vini, con i cocktail a base di vino. Mi avevi già convinto prima per venire, adesso già dalla piscina ancora di più, esatto. Quindi insomma voglio dire, veramente è un'oasi di accoglienza e di ospitalità che insomma ovviamente cosa esprime? Innanzitutto diciamo la familiarità, noi siamo una famiglia. Io sono la più piccola di 3 fratelli, mia sorella Benny è l'enologa dell'azienda, invece mio fratello Giuseppe si occupa di tutta la parte del marketing. Salutiamo Benny e Giuseppe, ovviamente. Salutiamo, ovviamente. Quindi siamo in 3 e ecco, portiamo avanti il progetto di mio padre, Paolo Sorrentino, che insomma ecco, ha un nome con il famoso regista, ma insomma non abbiamo ancora scoperto dei collegamenti dal punto di vista familiare. Per ora. Però ecco, mio padre eredita la passione della nonna. Quindi voi siete alla seconda generazione. Noi siamo la terza generazione. Inizia mia nonna con appunto la sua passione di fare vino, eredita 1 ettaro di terra da parte di mio nonno Giuseppe, il quale diciamo la nostra famiglia e la nostra storia inizia con una storia d'amore fondamentalmente. Mio nonno Giuseppe, pur di sposare, come tutte le grandi storie, ma una storia molto attuale in realtà, perché mio nonno è Benigna, nome di battesimo, nickname Benita. Nasce ovviamente il in epoca nickname fascista, per i social e per tutti coloro che appunto la conoscevano, e quindi nickname Benita. Questo ovviamente vi fa capire già il profilo insomma, della persona, che all'età di 20 anni ecco, decide di non sposare assolutamente un uomo con in eredità un appezzamento di terra. Perché non voleva più continuare il sacrificio della terra anche dopo essersi sposata. Così non fu, perché mio nonno Giuseppe, pur di sposarla, le omise una verità. La verità era proprio un moggio di vigna in eredità del padre, e che ovviamente, perché appunto glielo nascose proprio per questo motivo. Solo dopo il matrimonio mia nonna poi ovviamente scoprì la verità, e fu la verità che la portò fondamentalmente fino all'età di 85 anni a coltivare il moggio di terra, di vigna fondamentalmente. Eredità poi chiaramente successiva di mio padre, il quale poi ne ha fatto insomma un'impresa dall'89, quindi siamo e si continua su questa falsa riga. Tu hai detto che producete di tutto, però io sono rimasto molto incuriosito. Ti chiedevo prima del Lacrima Christi, perché tu mi hai detto, poi magari dopo entriamo anche nel dettaglio sulle varie differenze tra questi vini. Ci hai raccontato una storia d'amore, in questo caso di come parte tutti, però c'è una leggenda sull'Lacrima Christi. La leggenda dell'Lacrima Christi, sì. Attualmente il Vesuvio è l'unico territorio in tutto il mondo dove è possibile produrre il vino delle lacrime di Gesù Cristo. La leggenda vuole che Lucifero, l'angelo nero del paradiso, fu scacciato verso gli inferi da Gesù Cristo. Perché? Perché in eterna lotta con Gesù Cristo in paradiso, per questo motivo fu scacciato. Scacciandolo, durante la sua caduta, Lucifero si aggrappò a dei lembi di terra pur di non finire all'inferno, e questi lembi di terra oggi corrispondono al Vesuvio e al Golfo di Napoli. Gesù Cristo, triste di questa perdita,
venne sulla terra per vedere quali terre Lucifero avesse deturpato al regno del padre, e dalla bellezza di queste terre si commosse, e dalle sue lacrime nacquero le viti. Questa è la famosa leggenda secondo cui il Vesuvio è l'unico proprio pezzo del mondo dove è possibile produrre un vino ottenuto da queste lacrime divine. La prossima volta che ordino Lacrima Christi mi gioco anche la leggenda per fare la bella parte figura dell'esperto. col sommelier. Vedrai che è un vino praticamente nato dalla tristezza, quindi dalle lacrime. Nato dalla tristezza, ma anche dalla consapevolezza di una terra bellissima. Quindi questo è il motivo. È una storia, non l'avevo mai sentita ovviamente, perché chiaramente molte leggende le conoscono chi produce poi questa tipologia di vino. Certo. E invece a livello, quali sono le caratteristiche principali di questo vino che lo rendono importante? Ma guarda, allora, noi personalmente come azienda lavoriamo sull'identità dei nostri vini, che significa che quando si assaggiano i nostri vini il consumatore deve essere subito in qualche modo geolocalizzato, quindi come se dovessi subito avere la percezione del tipo di suolo dove questo vino viene prodotto. Quindi sicuramente una caratteristica importante è la mineralità, la sapidità, l'acidità. Quindi sono 3 caratteristiche da cui un vino del Vesuvio non può assolutamente prescindere, o comunque in generale un vino vulcanico. Poi dipende chiaramente dal tipo di anche di produzione e lavorazione che viene fatta di quel vino, però perché per esempio insomma il Lacrima Christi nel nostro caso ne produciamo circa 3 etichette, quindi insomma da una linea classica, una linea selezionata e anche alle bollicine. Quindi insomma come vi dicevo, ogni gradino dell'anfiteatro produce un vino differente. Certo. Perché? Perché i vitigni sono sempre gli stessi, quello che cambia è la composizione del suolo, quindi nella parte più bassa abbiamo vitigni che poggiano sulle sabbie della lava del 1944, abbiamo vitigni che poggiano invece le radici sulla lava del 79 d.C., quindi di 2000 anni. Circa un anno fa abbiamo fatto proprio uno studio di concerto con l'Università Federico II che ha dimostrato che le nostre vigne appoggiano proprio sulla lava del 79 d.C. ed è oggetto dei nostri percorsi trekking all'interno della tenuta. Oppure la parte più alta invece dove si esprime proprio il potenziale della nostra linea di produzione nei nomi di Vigna Lapillo, dove invece la lava è 100%, il suolo è 100 lava. Quindi fondamentalmente non è un suolo drenante, ma ovviamente presenta delle difficoltà per la produzione. Certo. Difficoltà uguale, produzione limitata e vini comunque di struttura. No, è interessantissimo tutto. No, io perché adesso chi l'avrebbe mai detto? No, perché tu vedi la bottiglia, così c'è una bottiglia normale, ti fermi a quello, ti fermi alla bottiglia di vino. Se tu invece poi vai a capire cosa ci vuole per fare tutto questo, non penso ovviamente al vetro eccetera a quello che è il contenuto, l'imballaggio, però ciò che c'è dentro. Guarda quanto studio, quanto lavoro c'è, in questo caso millenario, perché stiamo parlando di terreni davvero. Poi tu praticamente hai imparato tutto per tradizione, cioè per continuare la tradizione, la tua famiglia ti ha insegnato tutte queste cose, giusto? Ma guarda, io sono cresciuta, cioè la mia infanzia è tra le vigne, quindi insomma le mie prime attività sono state la vendemmia, quindi insomma per me era un gioco fondamentalmente, era un modo per scherzare nella vigna, ma invece in realtà poi ho capito che era il tuo futuro. Era proprio un vero e proprio lavoro, insomma, che oggi lo facciamo anche in maniera scherzosa e ludica con i nostri ospiti che vengono a fare appunto la vendemmia, si fa la vendemmia con i piedi, però insomma ovviamente è un'attività ludica che ovviamente ai tempi di mia nonna era l'unica attività possibile per sostenersi. Sì, chiaro. Io la feci alle una vendemmia, mi ricordo da piccolo come bambino. Tanto come pizzicava quel mosto sui piedi. Io che sono più giovane, si può dire. Dai, te la concedo. Vai. Io chiedevo a mia madre, ma veramente si fa così il vino? Cioè noi beviamo i piedi degli altri praticamente. Non però già io quando ero piccolo già non si faceva più così. No. Era appunto un'attività ludica che non si utilizza più. Però è bello sapere che si fa ancora, diciamo, per in via ludica. Prima o poi li rompiamo ogni tanto colpiamo i microfoni. I bambini devono avere effettivamente la consapevolezza di dove
i prodotti arrivano, quindi anche per esempio dai pomodori, faccio per dire le fave, i piselli, tu qualsiasi cosa. Devono avere percezione di dove provengono quei prodotti, non si trovano solo a scaffale o all'interno di... Voi fornite praticamente tutto a chilometro zero. Esatto. Voi tutto chilometro zero. Mi spieghi dal vitigno a questo quali sono i passaggi, le tempistiche? Allora, immagino parecchio lunghe. parecchio lunghe. Allora, il tempo che intercorre tra la vendemmia, quindi insomma la raccolta manuale delle uve, fino alla messa in bottiglia intercorre circa un anno. Wow. Quindi per esempio il prodotto che abbiamo qui in degustazione è 2021, quindi ha Facciamo già pure vedere a anni. favore di telecamera, vedi, Ha già 2 anni alle spalle. Ovviamente dipende sempre dal tipo di prodotto che stai producendo. C'è una linea magari che esce sul mercato un po' più in fretta, perché insomma è un vino che ha l'obiettivo di esprimere una determinata freschezza e mineralità. Invece poi c'è una linea di produzione che esce volutamente molto più tardi, perché invece ha l'obiettivo di far capire quello che è l'evoluzione dei vini del Vesuvio, quindi dopo chiaramente un determinato processo di produzione. Quindi banalmente raccolta, premitura soffice delle uve, affinamento in acciaio e in botte qualora appunto si prevedano a botte, e imbottigliamento. E in base a cosa si decide quanto far invecchiare il vino? In base al tipo scelta di... dell'enologo e poi chiaramente in base proprio al tipo di prodotto. Ci sono delle linee che per esempio oggi escono anche dopo, per esempio noi abbiamo il nostro Piedi Rosso di punta che si chiama Frupa, e l'attuale vendemmia è del 2016, quindi insomma comunque è un vino che esce un pochettino più tardi, volutamente. Come si decide? Perché molto spesso si dice, per esempio, 2015 è stata un'ottima annata, il 2015, oppure 2018 è stata una pessima annata. Sì. Cioè, cosa in base al intercorre, clima, in base a che cosa? Le piogge, per esempio. L'andamento climatico è diciamo l'ago della bilancia di qualsiasi cosa. In agricoltura è veramente insomma la partita si gioca in vigna, sempre solo in vigna. Quindi la nostra attività è un'attività che dipende completamente dal meteo, non puoi combatterlo fino a un certo punto. Poi nel nostro caso, che siamo in regime biologico, ancor più si fa la lotta con appunto le malattie, che puoi chiaramente solo combattere solo con rame e zolfo, non hai altre strategie, perché appunto siamo in regime biologico. Ecco, quindi questo, quando io leggo vino biologico, è in base a quello che è il trattamento che porta per essere il vino biologico. In vigna. Quindi che cosa si utilizza per la cura della vite in vigna. Che ormai sta andando sempre più, non dico di moda, però insomma ormai è un trend del vino biologico. Non solo il vino, ovviamente leggiamo ormai di tutto che diventa biologico. Sì, certo. Ma in realtà la nostra produzione è sempre stata biologica sin dall'inizio della nostra attività. Solo che ovviamente circa negli ultimi 10 anni abbiamo dovuto poi certificarlo, quindi in maniera tra virgolette burocratica, però mia nonna ha sempre coltivato la vite in questo modo, quindi utilizzando solo rame e zolfo e il sovescio per la fertilizzazione del terreno. Certo. Sovescio è una tecnica agricola che consente che cosa? Attraverso diverse stagioni, quindi per esempio la stagione primaverile o quelle estive e quant'altro, al di sotto delle vigne vengono coltivati prodotti differenti, per esempio le fave, i favini durante la stagione primaverile per fissare azoto in modo naturale, o nel caso appunto diciamo di questa stagione, quindi stagione estiva, troviamo il piennolo. Il piennolo ha doppia funzione, non è solo legato alla fruizione dei nostri ospiti, quindi che si fanno un bello spaghetto col pomodoro del piennolo, ma ovviamente idrata anche il terreno. Quindi c'è uno scambio naturale tra pianta e terreno senza l'utilizzo di strumenti esterni. Alle prossime cene faremo un figurone comunque. Assolutamente sì, io questa puntata me la risento la notte, così la mattina mi sveglio. Va studiata questa. Mi sono un po' di pillole in modo da insomma, no, io ho un'altra curiosità. Sì. Perché il vino rosso viene imbottigliato in bottiglie scure e il bianco quasi sempre in bottiglie chiare?
C'è un perché o qualcosa di estetico? Diciamo, Marketing. sì, è una scelta ovviamente dell'azienda, non c'è un'obbligatorietà, assolutamente. Nel caso del vino bianco dipende, perché non tutte le aziende sposano l'idea di una bottiglia trasparente. Spesso e volentieri è solo per un discorso, diciamo, di trasparenza nei confronti del consumatore finale. Così come per esempio la nostra azienda è andata anche oltre, nelle nostre retroetichetta c'è addirittura segnalato il contenuto di solforosa, perché c'è qualcuno che pensa, che dice no, i solfiti sono qualcosa di chimico, fa male, fa venire mal di testa, eccetera eccetera. Spesso e volentieri capita che magari, ecco, ci sia un po' nell'immaginario comune questo tipo, insomma, è un po' l'olio di palma del vino, esatto, di considerazione. Ma i solfiti sono qualcosa che comunque la legge, diciamo, della produzione biologica prevede, quindi non è qualcosa di artificiale che poi rende il vino altro da sé, insomma. E invece il tappo, io so che ci sono diverse tipologie di tappo. Cosa cambia? E quali sono soprattutto? L'influenza del tappo è fondamentale. Nel nostro caso utilizziamo solo e esclusivamente sughero naturale, però dipende anche dalle produzioni che fai, quindi se sono produzioni così ampie, magari un'azienda, per ovviare al problema che può capitare, insomma, del tappo, nel momento in cui produci vini e li chiudi, li attappi con sughero naturale, ci possono essere delle perdite di ossigenazione, ma questo non significa che il vino all'interno non sia buono, ma che possa subire determinate variazioni che poi nel tempo possono influire sulla degustazione. Però, ecco, insomma, le aziende si assumono la responsabilità del caso e poi chiaramente c'è chi usa il tappo Stelvin, quindi sarebbe il tappo, tra virgolette, di una bottiglia semplice, quindi per esempio la bottiglia dell'acqua, poi la trovi anche sulla bottiglia del vino, non di plastica ma magari di alluminio, oppure trovi, diciamo, il tappo di silicone. È una scelta sempre, appunto, che aziendale. cambia di poco il sapore o... Si dice sa di tappo, io non ho mai capito che cosa vuol dire, però... Sì, quando sa di tappo vuol dire che, insomma, il vino può aver subito all'interno della bottiglia un processo di microossigenazione e quindi ovviamente non esprime proprio il suo bouquet e anche ovviamente, insomma, il sapore. Microossigenazione, quindi, diciamo, non era chiusa perfettamente? Sì, chiusa perfettamente, ma il tappo, magari non essendo perfettamente compatto, può aver diciamo consentito un passaggio di ossigeno. Sì. E questo succede solo con quello di sughero naturale o anche con... Sì, nella stragrande maggioranza dei casi. Sì. Ok, chiaro. Quindi può essere un rischio. È un rischio che però insomma, rende, diciamo, la bottiglia anche più estetica, perché ovvio, se tu pensi se pensi a una bottiglia di vino, io me la immagino con il tappo di sughero. Certo, ovviamente. certo. Poi ci si aspetta sempre che il vino buono non sappia di tappo, giusto? Beh, certo, su questo sono d'accordo, però non sempre è così, perché può capitare, il vino è una materia viva, all'interno della bottiglia non rimane lì fermo, ma è in continua evoluzione. Infatti noi, per esempio, io uso sempre fare una metafora che il vino più resta in bottiglia e più poi, insomma, si esprime. È come se, appunto, una donna che indossa sempre lo stesso vestito, quel vestito prenderà la forma del proprio corpo e quindi ti senti sempre più a tuo agio e quindi, insomma, ecco, libera di esprimerti. Quindi in teoria anche noi potremmo... Io adesso ho un'altra domanda. Se voglio indossare un vestito da donna? No, io non ho detto, sei tu che la prima puntata hai detto che avevi lo stesso costume di Violet, non sono io, quindi io alzo le mani. Io mi stavo chiedendo, allora, se la bottiglia invecchia, no? Perché una persona, diciamo, non esperta di vino non può farla invecchiare a casa propria? Perché chiaramente non ci sono le condizioni climatiche, credo. Cioè, se io prendo questa bottiglia, che è del 2021, e la tengo in casa, magari in frigo, 10 anni, aumenterà di valore perché è invecchiata maggiormente? Allora, diciamo che dipende, insomma, dal tipo anche di conservazione. Certo. La temperatura è fondamentale. Sì. Appunto, quando ti dicono devi conservare la bottiglia in un ambiente asciutto e fresco, sembra essere, insomma, una banalità, ma effettivamente è così. Per esempio il vino in particolare, nel caso della conservazione, predilige diciamo, di locali con una temperatura controllata. Infatti anche quando si va anche a le cantine, diciamo. Esatto, alle cantine si dice sempre chiudete la porta, perché semplicemente quando apre la porta si sale la temperatura di almeno 3-4 gradi, 5 gradi e questo può influire sul prodotto.
Tornando al fatto dell'evoluzione nel tempo, sì, il vino più evolve, più questo acquista valore, più questo acquista morbidezza e più questo acquista anche equilibrio. Quindi diciamo è così. Quindi paradossalmente si può comprare anche un vino come investimento? Assolutamente. Ci stai pensando? È comunissimo. Vedi, ci stai pensando. Cioè, comunque questa bottiglia l'apriremo oggi, nonostante ciò. Spoilerare quello che Oggi succede. dobbiamo... Ma in realtà diciamo io ho scelto il Pivi Rosso 7 Moggi perché è un vino un po' molto molto versatile, è un vino dalle 4 stagioni, io dico sempre così, perché è un prodotto che può essere bevuto un pochettino più fresco e quindi addirittura anche accompagnarlo a piatti di pesce conditi magari col pomodoro, oppure può essere il classico vino da tagliere, oppure può essere un vino da abbinare a un piatto di pasta. Quindi insomma ecco ha una versatilità molto molto importante, quindi se si beve un po' più fresco si può abbinare a dei piatti a temperatura ambiente ad altri o anche appunto d'inverno se ti vuoi. Quindi possiamo sfatare il mito che il rosso va con la carne e il bianco va col Sfatiamolo pesce. assolutamente. E come si capisce se un vino sta bene su qualcosa? Di solito diciamo l'abbinamento cibo-vino è molto soggettivo. Certo. Questa è una cosa molto importante. Non esiste un vino buono, esiste un vino che piace. Esatto. Che quindi sono due cose differenti. Quindi quando appunto mi capita, no, di quando sono a tavola con amici, il vino lo sceglie Maria Paola. Oneri e onori in questo caso, Maria Paola. Ti danno questa responsabilità. E allora ecco, faccio le mie classiche domande: che cosa hai preso da mangiare, Certo. giusto per capire, e poi chiaramente inizio a fare il casino con il sommelier o il cameriere, perché puntualmente tutte le bottiglie che scelgo non ci sono mai. Questo è pure un altro classico. Questo è un altro classico. Però ecco, tolto questo, cerco di accontentare un po' tutti, perché insomma il vino chiaramente è compagnia del piatto, non è ecco, il pasto principale, quindi devi essere anche diciamo in grado di poter in qualche modo decidere un vino che metta un po' d'accordo tutti, quindi che non sia un vino troppo aromatico, un vino troppo strutturato, troppo quindi pesante anche dal punto di vista alcolico e quindi che abbia una bella freschezza. Tu magari mi chiederai: ma come fai a sapere tutte queste cose prima poi di scegliere un prodotto? E vado chiaramente in base a quei territori che conosco di più, e quindi o ma magari se tu le aziende stessi che conosco di più. invece a casa da sola devi mangiare solo tu e devi scegliere un vino, sceglieresti sempre lo stesso in base a quello che mangi? In base a quello che mangio. In base a quello che mangi. Sempre. E in base a cosa lo scegli? Se mangio un piatto magari più strutturato o magari più succulento, scegliere un vino un po' più tannico, quindi insomma un vino che mi asciuga il palato, oppure ecco se sto davanti per esempio a un tannico un po' più secco, quindi tannico un po' più secco. Fondamentalmente la tannicità si traduce nella stringenza, quindi quando bevi un vino e fai insomma un movimento all'interno chiaramente della ti bocca, senti più secco. quando chiaramente lo ingerisci le gengive quando sono più secche, quindi quanto più sono secche questo vino più è tannico. Questa è un po' la base, prima lezione. È una cosa un po' banale. Se invece ecco scelgo un piatto molto fresco, ecco magari un piatto di pasta con frutti di mare, oppure non so, diciamo ma anche un bello spaghetto al pomodoro del Pieno, ci scelgo chiaramente un vino di media struttura, perché non è un piatto così per bilanciare, per non sentire né troppo il vino né troppo. Questo ovviamente sono le regole che tra virgolette la sommelier ti consiglia. Ecco, però diciamo vale sempre la regola che ho detto all'inizio, che insomma ci sono i vini che piacciono, non sono i vini buoni, i vini che piacciono. Certo. Quindi questo è un po' molto soggettiva la cosa. Assolutamente sì. Perché io questo dirò alla fine, cioè dopo aver imparato tutto questo alla fine dico però è soggettivo. Però è soggettivo, è così. Noi, che mi aiuterà molto. Anche noi in azienda quando facciamo i nostri percorsi di degustazione è chiaro che ti diamo una spiegazione perché abbiamo abbinato a quel piatto. Però magari ecco ci può anche venire il nostro ospite e mi dice: no, guarda, su quel piatto magari avrei preferito un vino un po' più strutturato. Ci sono sempre i consigli che danno i sommelier, poi ognuno fa assolutamente, ma è così. Di testa proprio. Perché si fa respirare il vino una volta che viene aperto? Si fa respirare perché immaginati tu chiuso in una bottiglia per 2 anni. Sarei molto scomodo probabilmente, chissà anche l'altezza.
Tipo il genio della lampada che esce Immagina dalla che bottiglia. o comunque di un contenitore chiuso. Certo. Quindi la prima cosa che fai, cioè cosa faresti? A boccata d'aria. Benissimo, è la stessa cosa. Nel caso del vino, per apprezzarlo ancora di più, perché ovviamente a contatto con l'ossigeno si esprimono tutte le molecole di aromi, che possono essere aromi primari legati all'uva o secondari di fermentazione o terziari di affinamento. C'è un tempo medio per far... Dipende sempre da che tipo di vino stai aprendo. Ok. Se stai aprendo un vino magari un po' più strutturato, di annata, si consiglia una decantazione che possa essere almeno di un 45, un'oretta. 45 minuti, un'oretta prima. Torno anche alla tenuta, perché io, visto che mi sono autoinvitato, cioè mi hai invitato tu, io mi sono autoinvitato e poi ho esteso Ho anche a accettato tutti gli altri. In estate come vi regolate per gli ospiti, quando siete aperti? Noi siamo aperti tutti i Fasce giorni. orarie, non lo so, Noi un siamo po' di aperti info. tutti i giorni, praticamente dalle 9 alle 18 è possibile far visita alla nostra Ok. tenuta. Previa, immagino, prenotazione. prenotazione. Sì, obbligatoria la prenotazione. È possibile fare percorsi di degustazione classici, oppure c'è appunto la possibilità di fare lezioni di cucina, passeggiate a cavallo, trekking, quindi insomma si può fare di tutto. Inoltre abbiamo anche delle date proprio che abbiamo destinato da poco alle cene in vigna, che sono appunto bello. un format nuovo che abbiamo inaugurato l'anno scorso, lo ripetiamo anche quest'anno, quindi insomma cena proprio tra i filari. L'abbiamo chiamate Vinilia e un po' che insomma richiama a tutto il discorso di cene e degustazioni in vigna, accompagnate chiaramente da musica. Tutte le info poi tra l'altro le trovate su Vini Sorrentino Vesuvio. Sorrentino su Instagram. Vesuvio, ok. Sì. .com.it Sorrentinovini.com è il sito. Ok, Sorrentino perfetto. Vesuvio è Instagram. Perfetto, internazionale. Ma comunque noi qua, su questo tavolo... tu proprio da quando ci siamo seduti. Ma perché lui punta la bottiglia. viene a un certo orario quella sete un po' così, no? Sì, però alle 5:30 la sete... Ma anche perché lì è chiuso, certo. sta facendo scena. Ha bisogno di respirare. Quindi. Ha bisogno di... tra l'altro, visto dobbiamo che poi farlo ossigenare. abbiamo i minuti contati, dobbiamo... Ma anche perché io vorrei imparare come si apre effettivamente una bottiglia, perché io l'ho aperta sempre un po' a... come fanno i ragazzi quando festeggiano, no? Vai. Certo, vabbè, Poi ho visto un sacco di metodi, tra l'altro pure su internet per le bottiglie, c'è chi le mette, per esempio non ha il cavatappi, c'è chi lo mette in una scarpa, chi la sciabola. No, a parte la sciabola, vai a scaldare il collo della bottiglia e quindi in questo caso pure, cioè, sono veri questi? Sì, assolutamente. Cioè, è un metodo che alla fine è un alternativo di scena, giusto? È una scena, sì. Per quanto riguarda quello che dicevi tu per le scarpe, le scarpe. quella è una scena. Per quanto riguarda invece la tecnica, quella insomma del riscaldamento del collo della bottiglia, quella lo si usa sempre per invece bottiglie molto in là con la vendemmia, quindi molto antiche insomma. Perfetto. Sì. Mi dice anche io per esempio questo oggettino qui che voi vedete che è un cavatappi, io ho sempre utilizzato il classico di Bouchon, cioè quello con le alette. Ah, ok, quindi questo insomma è il moderno. Questo è quello un po' più, io poi ho visto quelli midorni pure elettrici eccetera. Sì. È composto da varie... Sì, diciamo questo qua è quello utilizzato un pochino di più anche nei ristoranti, perché credo pure per le dimensioni sia anche un po' più semplice da portare, a parte sono tutte curiosità che... Anche c'è questo che a cosa serve questo? A fare rapine? No, questo è per tagliare questo è per incidere la capsula. Ok. Quindi questo insomma sul mio ce l'hai qui invece ce l'hai sotto. Qui ce l'ho sopra. Questo serve per incidere la capsula. Quindi questa parte qui sarebbe. Esatto. Aspetta che te lo passo. Sì. Ok. Allora, questa è praticamente, vedi, il circile. Ok. Quindi si incide così e così, quindi si fanno praticamente due mezze lune. Poi a un certo punto con il taglierino la si salta su e quindi salta tutta questo cappello che è la capsula, che è parte della capsula. La capsula è tutta, però questa parte qui insomma che ti serve poi per aprire, e poi chiaramente con il vermicello. Questo si chiama vermicello.
vai appunto a girare e poi insomma a estrarre il tappo. Ecco, vedi? Dobbiamo fare? Vai, facciamo. No, anche perché poi io ho anche curiosità sul versare e solitamente quando si arriva a tavola si dice chi assaggia, e lì c'è sempre, sempre chi assaggia. E c'è l'imbarazzo per chi non. Noi abbiamo fortunatamente nelle cene aziendali c'è Dino Viola che tu conosci, che lui fa l'esperto, lui anche assaggia lui fa il per sommelier. tutti. Non ti dico, all'ultima cena aziendale ci ha fatto tutta una spiegazione sul vino, salutiamo anche Dino Viola. Ma è vero che poi si versa da sotto? Guarda, quindi apertura di questo Perfetto. così e poi dimmi. No, è vero che si versa da sotto, cioè l'incavo di sotto delle bottiglie Sì. è fatto per proprio aiutare a versare, per non mantenere la bottiglia, per non alterare magari col calore delle mani. Ma allora guarda, È vera questa teoria? Sì, questo insomma soprattutto per i vini bianchi, per i vini rossi un po' meno. La cosa importante è che quando si fa il servizio l'etichetta deve essere sempre rivolta al commensale o comunque all'ospite, mai versare come se ci fosse, cioè insomma con la controetichetta. Sì, ecco qua. La prima cosa che si fa è sentire ovviamente al naso, solo se ci sono ovviamente delle possibili, diciamo, puzzette, tra virgolette, che io diciamo si chiamano puzzette, ma se c'è qualcosa che può già indicare che il vino può avere qualche problema. Cioè che vedi note tipo acidule, qualcosa? Sì, note acidule, oppure magari ecco, insomma il tappo troppo impregnato, quindi nel caso potresti avere qualche difficoltà, quindi è meglio sempre fare una degustazione prima poi di versarlo. Nel nostro caso non c'è alcun tipo di problema, fate anche un sì, certo, molto volentieri. fatta di tappo giusto per essere Nel senso, vai, per sapere di cosa parliamo. Ok, ha un buon odore. Se avesse avuto un brutto odore l'avrei capito anche senza essere esperto, oppure sì, okay, un odore sgradevole. Assolutamente, quindi insomma in quel caso dovevi avere un minimo di tipo di avere un dubbio. In questo caso magari non c'è. Ok? Allora, prima cosa che si fa è farla vedere al cliente o comunque insomma all'ospite e si versa da sotto, quindi in questo caso. Questo rumore, anche il rumore, il suono è gradevole. Sì. Però vedi, non si mette poi il dito dentro. No, perché cosa? Per esempio sull'incavo sotto, molti mettono il dito sull'incavo sotto, guarda, dicono allora, quello ci sono varie scuole per quanto riguarda il vino. C'è chi lo porta così e questa è una classica diciamo presa ice, così si dice. Poi c'è la presa Fisar che invece è così, quindi insomma c'hai praticamente sempre da basso, da qui è molto scomodo anche. Scomodo e ovviamente insomma ti può creare un problema anche proprio di equilibrio, certo. E quindi però anche quello tra virgolette è soggettivo, anche se insomma le regole del servizio sono quelle. Molto interessante questo aspetto. Molto. E adesso tu l'hai versato ovviamente nel calice, si tende poi a guardare il colore. La prima cosa il colore, la luce del vino, prima vedere la luce, quindi insomma la luce è sintomo di salute, quindi un vino chiaramente insomma non lucido ma luminoso dà chiaramente l'idea di un vino in salute. Questo mi sembra luminoso. Questo è luminoso. Poi la seconda osservazione va verso il colore. Di solito si predilige uno sfondo bianco quindi perfetto in questo caso. Perfetto, infatti, per vedere ovviamente semplicemente per valutare il colore. Il colore ci dà anche informazioni circa la struttura, ma soprattutto anche l'età del vino. Quindi quanto più questo, per esempio nel caso del rosso, è un rubino con riflessi violacei, ci dà l'idea già che è un vino giovane. Se fosse stato per esempio un colore che andava più verso un rosso rubino intenso o addirittura un aranciato, un rosso granato in realtà, ci dava già l'idea di bere un vino un po' più in là con gli anni, quindi un po' più di una vendemmia più più antica, comunque vecchia. Quindi avendo fatto questo tipo di esame, poi chiaramente si va a valutare
si fa la classica, I famosi il piccolo archetti si movimento, vanno a il piccolo vedere. l'archetto. Quindi cosa si valuta? Fondamentalmente la consistenza, quindi la consistenza ci dà già l'idea del grado alcolico. Quindi un vino più consistente, quindi più archetti chiaramente si vedono, ovviamente il titolo alcolemico più elevato si traduce ovviamente in una struttura e quindi in un alcol più elevato. O comunque Quindi è un alcol meglio quando ci sono più archetti o meno archetti? No, Dipende non esiste il non è meglio né o peggio. no, Ok. assolutamente. No, si dice che è più corposo È più perché vuol dire che corposo ci sono perché più archetti. perché Ok. fondamentalmente è più glicerina che sosta sul calice. E poi chiaramente cosa si fa? Si fa la classica, ecco, si annusa, quindi insomma Io ecco, intanto cosa si procedo col mio, sente? tu intanto sei fregato. Quindi... Cosa si Io sente? guardo, Mhm. sì, osservo. sì, sì. Quindi Mm. sicuramente è, insomma, ecco, un vino abbastanza intenso, abbastanza complesso. La complessità è quando, diciamo, ecco, si individuano una serie di famiglie che vanno chiaramente dalla frutta, dal vegetale. Quindi quanto più famiglie si individuano, più questo vino è complesso dal punto di Sì. vista tecnico. Sì, quando si dice per esempio è fruttato perché si sentono effettivamente Senti queste la- note di... Cosa ci senti, per esempio? Che Adesso frutta ci sì. senti? Vediamo cosa si sente. Sento tipo frutta rossa qui. Sì, ci sento. Frutta rossa, quali sono i frutti rossi? Frutti rossi, no? Fragole. Mirtillo. Ci Frutti sono di tanti, bosco. tanti che frutti di bosco ci sono. Sento anche qualcosa di un po' più agrumato Un po' di- qui. c'è sicuramente una marena, ciliegia. Mm. Sì, vuoi favorire, dottore? Sentiamo. Anche questo è soggettivo, quindi Molto tranquilla, soggettivo, non ti ok. preoccupare. Sì, Non ci sono, diciamo, dei parametri fissi per... Anch'io condivido frutta rossa. Mo' quel frutta rossa, frutta Ho rossa. copiato. Copia ma cambia qualcosa. Frutta Sì. rossa. Prima o poi arriveremo anche a far sentire gli odori a casa, noi in Sì, qualche noi- modo, tanto la Il tecnologia regista va già sta sempre- provvedendo per far sentire gli odori a casa. Emanuele poi si berrà tutto il resto della bottiglia. Io Salutiamo Emanuele sono andata Bernardo. avanti con la... Ah, una domanda, se è soggettivo, come fa il sommelier a dare giuste indicazioni? Sempre in base a quello che hai scelto da mangiare. Ok. Lui, infatti, non so se diciamo, chiaramente ci fai caso, che quando vai al ristorante ti portano entrambe ecco, il menù e la carta dei vini. Certo. Nel momento in cui tu sai cosa scegliere, chiaramente lo scegli dalla carta dei vini. Se no, insomma, se avessi chiaramente delle titubanze, di solito il sommelier viene e ti chiede che cosa, insomma, hai scelto da mangiare per abbinare la giusta bottiglia. Quindi è sempre un abbinamento cibo-vino. Sì. Chiaro, chiaro. E Sempre. invece, cioè, prima mi dicevi, ti ho visto molto politicamente corretta sui vini, ok? Come si fa a dire quando un vino invece non è proprio buono? Colpa sua nel caso. Questa è scorretta. Una domanda cattiva. Questa è scorretta. È il vino che non ti piace. Ok, Il vino che non ti piace è il vino che per te non è buono. ok. Perché ogni bottiglia come un'azienda, come un'etichetta, deve essere rispettata. Certo. Molti Sempre. dicono, ad esempio, il tavernello. A molti non piace. Cioè invece Il chi... tavernello è un vino che nasce per un determinato target. consumo, Mm, quindi ok. per un determinato target. Quindi non è un vino che va paragonato Certo. a una bottiglia come la nostra oppure a altre bottiglie. È un altro tipo proprio di target. Chiaro. Quindi Adesso pensando a questo, altri vini, mi spieghi il dualismo Italia-Francia? Dal punto di vista di... due Tu nazioni lo puoi spiegare dal punto di vista molto- calcistico. Io te lo vado dal punto di vista calcistico, poi figurati, potremmo aprire quindi. È la stessa Vabbè, cosa. però ci siamo tolti le nostre soddisfazioni per la Francia nel 2006, quindi dopo averle prese dietro le Assolutamente. orecchie per diversi Ma anni. guarda, se noi avessimo più consapevolezza della ricchezza dei nostri territori, ce la giocheremmo nello stesso modo.
E i francesi hanno avuto la fortuna di avere delle mentalità che hanno reso possibile l'immagine della Francia oggi in tutto il mondo dal punto di vista della produzione del vino. Noi siamo, dal punto di vista della qualità, non abbiamo nulla da invidiare, certo, né dal punto di vista della varietà nulla da invidiare. Quello che ovviamente abbiamo da invidiare e dobbiamo imparare sono gli esempi di marketing e di difesa del loro territorio, perché oggi anche semplicemente tu dici no, ma ho comprato questa bottiglia, ok, è un rosso, va bene, fino a che ci siamo, però poi dice no, è francese. Quindi cambia già il tuo approccio rispetto a quella boutique. certo. Ma è vero, lo so, perché insomma, ecco, facendo un po' di giri Certo. mi rendo conto che l'approccio proprio insomma del consumatore ha semplicemente l'idea di sapere che è francese, cambia il suo modo di pensare, e posso insomma assicurare che sono sicuramente ottime produzioni, ma non hanno nulla da invidiare alla nostra, assolutamente. Quindi italiana in generale. molto anche di sponsorizzazione lì possiamo fare. Assolutamente. No, per esempio, vedi, adesso pensavo, noi siamo stati anche a fare lo speciale, c'è stato proprio Emanuele con Claudio Russo in Georgia, che loro dicono, è così, hanno la culla del vino. Sì, Io sì. ad esempio ho assaggiato vini americani in Napa Valley, io vini giapponesi. Cioè non mi sono fermato a quello che, se tu mi dici c'è un vino giapponese, che mi vuoi dare? Cioè io che sono italiano mi vuoi dare un vino giapponese? Assaggi il vino giapponese, nonostante ne capisca il giusto, e dico, però, cavolo. Ti è piaciuto? Quindi secondo me fa molto anche gioco E quella invece che è la... dei vini americani cosa ne pensi? I vini americani ne penso che sono molto simili agli americani, nel senso tanto show, tanto spettacolo. Come la pizza americana, però, praticamente. no, non bestemmiamo, ti prego. Però mi tengo molto volentieri i vini italiani rispetto a quelli americani. No, è molto bello, cioè io andai lì per esempio in Napa Valley e ci fecero anche lì vedere tutte le vigne, fare tutto il giro. Però proprio classica americanata, lo show, e poi il vino, sì, è buono, te lo bevi, però non è che è questo grande ricordo se vado in Italia cerco per forza il vino della Napa Hai visto anche Valley. quanto costa? Lasciando stare i costi, Costano vabbè, di in più. America respiri anche l'aria, cioè Costano fai di- respiri Paghi anche anche l'aria. Costano di più in America. Per esempio su questo qui, I su costi che prezzo sono siamo più qui? elevati, insomma, proprio Sì, in molto, generale, molto più proprio in elevati. America. Sì, sono stata io all'inizio dell'anno e quindi mi sono subito... No, in consultata America e in questo momento è confrontata inavvicinabile con, per costi. Sì, una realtà abbastanza... Noi invece qui costosa. su costi più o meno quanto stiamo? Il nostro Piede Rosso esce in enoteca intorno ai 20 euro. Ok. Sì, quindi insomma sì. Questa insomma è la nostra linea classica, però ecco, abbiamo anche altre linee insomma di fascia ancora più alta. Qual è il vino più costoso? Il Frupa, Mm. che è sempre un piedirosso, ma è proprio il piedirosso ottenuto dalle Però dalle ci linee dicevi, 79 esattamente, d.C. che Sì. quindi anche la preparazione in questo Sì, caso è quel molto vino che più complessa. Noi vendiamo, diciamo, attualmente la nata corrente è la 2016 e abbiamo anche la 2012, quindi insomma parliamo di vini che La 2012 attendono- intorno a quanto si vende? Siamo intorno ai 50 più o meno. Sì. No, sai perché In cantina. quando uno va per Chiaro. esempio al ristorante vede la lista dei vini, vede certi vini a un certo punto 200, 300, Sì. 6.000 euro a bottiglia. Sì. Adesso per esempio sto capendo che anche la complessità della creazione dell'opera va ad incidere molto su quella che è la fascia del prezzo. Certi prezzi, ovviamente Certo. 6.000 euro a bottiglia non assaggerò mai, poi magari sto bevendo il nettare degli dei, per carità non lo scoprirò mai. Certo. Però come mai ci sono questi vini che arrivano ad un prezzo così esorbitante, dico in Italia Sono in generale? sicuramente vini di ottima qualità, ma quello che ovviamente insomma ne fa da padrone è il marketing non solo diciamo dell'azienda ma anche del territorio. Certo. Questo è poco ma sicuro. Infatti per questo insomma, ecco, ma oggi per esempio se parli a un americano, ecco, per dire del vino italiano, lui pensa ai vini toscani o comunque ai vini piemontesi, ma difficilmente arriva al Vesuvio o va a sud Ok. della nostra penisola. Si ferma ovviamente a quei territori che nell'arco degli anni, ma tanti anni, hanno fatto sì che i loro prodotti siano innanzitutto molto simili ai loro, cioè noi parliamo chiaramente di vini toscani, Super Tuscano, il Sangiovese in generale, è un vino praticamente fatto su misura degli americani. Certo. Anche la stessa cosa del Barolo,
insomma, sono comunque vini che nascono per puntano anche a una determinata categoria di acquirenti. Esattamente. Però ecco, insomma, l'americano che viene anche qui, per esempio in Campania, noi facciamo tanta cultura con i nostri agenti, con insomma i ristoratori che sono i nostri clienti, nel far degustare il territorio che loro visitano, quindi non per forza servire come vino della casa un Chianti classico. Certo. Quindi stai sul Vesuvio, stai in Campania, devi campano. Adesso ovviamente io te lo domando, vino preferito, restiamo sulla Campania, ovviamente dobbiamo... C'è un altro vino al di fuori dei nostri meravigliosi confini che prediligi? Confini parli nazionali? Campania, no, resto in Italia, parliamo di vini italiani in questo caso, se c'è un altro tipo di vino. Guarda, a me piace tantissimo la Sicilia, quindi piace tantissimo il Nerello Mascalese, che in realtà è un fratello del Piedirosso. Noi in cantina l'anno scorso, ma anche quest'anno abbiamo inaugurato una collana di eventi che si chiama Affinità Vulcaniche, dove ciclicamente ospitiamo produttori del resto della nostra penisola che producono vini da soli vulcanici. Bello. Quindi abbiamo ospitato 2 volte i colleghi siciliani, della Basilicata, campani, veneti, e abbiamo il prossimo appuntamento che è il 27 luglio, che ospiteremo i vini del Soave, quindi Valpolicella. Qui quindi una porta aperta, quindi è un'altra, un altro territorio molto interessante di origine vulcanica. Quindi attraverso anche poi questi scambi ho avuto modo insomma di provare vini ovviamente al di fuori della nostra regione, oltre che anche alla mia passione che va al di là delle mie, insomma, del mio lavoro quotidiano. E il Nerello Mascalese mi è piaciuto molto, ma così come anche il Barbaresco, che a differenza del Barolo ha una produzione molto più limitata. Parliamo sempre di Nebbiolo, quindi... Certo. No, hai nominato il Valpolicella, che è uno di quelli che diciamo mi piacciono di più. L'amarone, insomma. Io ho visto spesso invece, ora stavo guardando questa bottiglia aperta, no? Ho detto, dopo come si richiuderà? Io mi ricordo che spesso mia madre fa questa cosa, non so se ha senso di mettere il cucchiaio dentro, così. Perché dice che se no si gira male. Cucchiaio, spiegami in che senso? Come? Lo mette proprio al dentro. Contrario, al contrario, esatto. Al contrario? Sì. Mai sentita questa cosa? Probabilmente è una leggenda metropolitana. La leggenda del che cucchiaio. sento del genere. No, più che altro una volta aperta, metti caso se sei in 2 a cena, a casa non la finisci la bottiglia di vino. Ok. Come la conservi questa? Di solito puoi utilizzare o il tappo di nuovo della bottiglia, che però è difficile da rimettere comunque, da reinserire, ma guarda, non sempre, perché se vedi, ecco, c'è una parte che rimane sempre un po' più stretta del tappo, la parte quindi superiore. la parte che chiaramente ci vai a inserire, quindi questa parte qui già si è allargata, per esempio anche, non so se hai fatto caso mai ai tappi a fungo degli spumanti. Come no? Quindi praticamente per inserirli si esercita una pressione così importante da farli entrare nel codo della chiaramente bottiglia. Non a mano. Quando poi non è possibile. Maciste. Infatti poi quando insomma vai a stappare il prodotto, vedi che praticamente il tappo fa così, si riallarga, diventa come la parte di sopra. Esatto, proprio quella è la sua forma originale. Quindi si esercita una pressione per chiudere insomma la bottiglia. Ovviamente se siete da soli in casa e non avete gli strumenti esatti, perché sia il bianco che il rosso si potrebbe fare una sorta, diciamo, noi quando facciamo degustazioni la sera, poi il giorno dopo, se appunto non abbiamo finito una bottiglia, utilizziamo il tappo a vuoto, cioè praticamente un tappo che ha dei fori e con una pompetta asportiamo tutto praticamente l'ossigeno per mantenere vivo ed equilibrato il vino all'interno. Magari non tutti hanno questo tipo di... È una sorta di sottovuoto. Bravo, esatto, il vacuum si chiama. Sì. Differentemente invece per un vino come questo puoi utilizzare di nuovo il suo tappo e richiudere ermeticamente dopo aver non finito la bottiglia, oppure per quanto riguarda invece il tappo per gli spumanti, perché capita pure che lo spumante non sia chiuso, si usa il famoso tappo stopper, cioè è un tappo che praticamente chiude ermeticamente anche al lato, non so se avete mai avuto modo di vedere, però ecco, per le bollicine è ho capito, quello che c'ha la gomma tipo è esatto, all'interno, esatto, sì. E poi ha un gancio esterno che si chiude
è proprio E insomma quindi- il colore della bottiglia. Tra l'altro il fatto del cucchiaio non è la cosa più strana che mi sia capitata, perché io all'università ho fatto un esame che si chiamava Cinema ed Enogastronomia, dove il professore faceva fare le recensioni dei film con i vini. Hai fatto con Marco Lombardi? Sì. Lo conosci? Sì. Noi conosciamo il nostro Marco Lombardi perché No, abbiamo è un altro Marco Lombardi. Salutiamo entrambi Lo Marco salutiamo il Lombardi. professore Marco Lombardi Ah, vedi. che mi ha fatto passare le pene dell'inferno per Ah, fare sì? le recensioni. Adesso sono curioso Lui, però. recensioni. guarda, lui è venuto a fare la vendemmia da noi qualche Ah. anno fa, sì, perciò lo conosco. Sì, hai visto? No, però adesso mi è incuriosito tu che recensione. Ho fatto recensioni di ogni film Ah. con i vini e non ero tanto bravo a fare recensioni con i vini. Chiaramente è una cosa che Ah, nessuno vedi. fa di Ovviamente solito. hai recensito un'ottima annata, quella con Russell Crowe. No? Anche quella, ho fatto un sacco di recensioni con i vini, però lui continuava a dirmi non va bene. Però alla fine l'ho preso quell'esame. Bravo. Peso e vai. Non ho mai fatto recensione, al massimo lo bevo il vino durante il film, Bravo. quindi posso recensire Sì. quello. E ho un sacco ancora Di domande. di curiosità, vedi, proprio per conoscere questo ambiente. Tu mi hai detto che ovviamente in Campania ci sono tantissime tipologie di vini. Ti chiedo anche, c'è molta competizione tra i vari vigneti, tra i vari... Cioè c'è competizione o c'è supporto, ecco, Tu parli del territorio del Vesuvio o parli nel in territorio generale? del Vesuvio in questo caso? Guarda, allora, noi diciamo siamo un'azienda che opera nel mercato da tanto tempo, però abbiamo avuto chiaramente modo di vedere la crescita di altre insomma, aziende che comunque gravitano intorno a noi e siamo anche molto contenti della nascita di un consorzio che comunque ci tuteli, che non fa altro che chiaramente insomma ecco di valorizzare. Infatti ultimamente Certo. abbiamo fatto una manifestazione a Roma con il Gambero Rosso coadiuvato dal consorzio, che ha proprio l'obiettivo di promuovere insomma la qualità dei nostri prodotti nel nostro territorio. Allora, diciamo che non è a casa tutti bene, nel senso che comunque è un contesto dove ovviamente diciamo si giocano partite su più livelli, quindi Certo. sia dal punto di vista della qualità del prodotto che dal punto di vista della qualità, dell'offerta enogastronomica, dell'enoturismo. Hai fatto questa domanda a me, che io dal 2016 sono presidente del Movimento Turismo del Vino della Regione Campania, quindi Forte. nello stesso momento insomma ecco rappresento anche circa altre 40 aziende un po' Perfetto, sparse su vedi. tutta insomma la nostra regione che hanno la loro qualità diciamo dell'enoturismo. Quindi per questo insomma l'ha fatto la persona forse più Allora adatta. facciamo così, magari tra regioni, ampliamo, tra regioni è meglio in questo caso. Tra regioni non esageriamo, però insomma ecco sicuramente voglio dire c'è una sana competizione che va verso ecco, il miglioramento della qualità dei prodotti in generale. Nell'arco di questi anni, adesso per esempio noi vediamo tramite le TV, eccetera, eccetera, ci sono tanti programmi di cucina, tanti programmi anche sul vino e altro. Questo ha influito a far crescere l'economia in questo caso? Beh, ha influito sicuramente a Far più visibilità proprio. a far avvicinare più curiosi, più consumatori. Nel nostro caso, per esempio, il post-Covid ci ha aiutato tanto. In che senso? Noi il 95% dei nostri clienti pre-Covid era solo esclusivamente americano o comunque straniero. Ok. Post-Covid quindi si è sviluppato un certo turismo di prossimità, quindi insomma ecco il ragazzo di Napoli che non sapeva dove andare perché era legato anche a determinati confini ha cominciato a scoprire ecco, la propria terra, quindi attraverso anche i propri prodotti, quindi vedevi ecco, comitive di Certo. ragazzi che venivano a far visita alla nostra tenuta, quindi la classica e la famosa generazione Z che fino a un paio di anni fa non avevamo proprio incontrato, quindi non conoscevamo proprio. Quindi insomma, questo è sì, sicuramente questo è il lato buono. positivo La pandemia. della pandemia. Ecco, Sì. sì, assolutamente sì. Poi adesso Guardiamo il ci vediamo bicchiere pure noi. mezzo pieno. Sempre. Me l'aspettavo da te, caro Vincenzo, che lo facessi questa battuta entro Me l'ero- la fine della me l'ero trasmissione. tenuta per troppo tempo. Esattamente, guarda, te la sei tenuta proprio sul filo di rana perché abbiamo Sì, sforato sì. anche di qualche, Ma sì, di ci qualche sta. minuto.
Maria Paola, io ti ringrazio, Grazie a voi, è stata ovviamente, Grazie una mille. chiacchierata. te l'ho detto, te lo ripeto, mi sono autoinvitato, quindi ci vedremo molto Assolutamente, ma presto. ovviamente non siete invitati solo voi, con- ma anche chiunque magari è così fosse incuriosito durante la nostra molto Assolutamente. piacevolissima chiacchierata. Ma Grazie quando mille. vuoi, sempre a disposizione, perché ti ripeto, ci sono anche tante altre curiosità, magari la prossima volta sul vino bianco lo facciamo, Vabbè, ok, vabbè. perché così facciamo, e poi la terza la facciamo sulle bollicine, perché Cioè, così ma chiudiamo. aspetta, mancano i rosati però. E mancano i io rosati, che rosé. però a me per esempio non mi hanno mai lo so, preso è più di una- tanto. è una Mentre questione- Dino Viola li ho rivalutati, Esatto. quindi è molto Quindi magari curioso. succede anche a te. Che Può mai dire mai nella Mai vita, dire mai. Mai dire mai. mai mettere limite alla provvidenza. Vini Sorrentino, Maria Paola Sorrentino, grazie mille Grazie a per voi. essere Grazie stata mille. quest'oggi qui con noi. Andate tutti quanti, insomma, questa esperienza enogastronomica meravigliosa per valorizzare soprattutto i prodotti del nostro bellissimo territorio e del nostro Assolutamente. Vesuvio, così come bellissimo è anche Emanuele Bernardo in cabina di regia. Grande Emanuele. Credevi che lo Ci stavo sono dicendo a rimasto te. malissimo, sto sorridendo per nascondere il dolore. Straordinario il nostro Vincenzo Testa invece. Grazie mille, grazie a te, Vincenzo. grazie a te Riccardo. Finita questa prima settimana, tutto bene, ma torneremo bene. carichissimi lunedì, seconda settimana degli occasionali, come sempre alle 17 e alle 18. Questa puntata, come tutte le altre, la trovate invece sul nostro canale YouTube, c'è proprio la casellina podcast, basta cliccare e trovate tutte le puntate che abbiamo realizzato. Questa qui andrà in onda a partire dalle 21. Gli occasionali torna invece, come detto, lunedì, tra poco recap alle ore 18:30, torniamo a parlare come sempre di calcio perché giornata importantissima per gli azzurri. Grazie ancora Maria Paola. Grazie a voi. Buona Grazie a serata. tutti e buona serata. Ci ritroviamo lunedì Forza con gli Napoli. occasionali. Sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Sempre.